Eder, Mac, Pallister. I familiari di Liliana ce l'hanno con te da subito. Questo non lo so, questi sono parenti che noi vedevamo forse 1 o 2 volte l'anno, che passavamo lì dalle loro parti a salutare questo. Questo sarà la cugina. Claudio, anche tu a quanto pare dal primo minuto hai avuto delle perplessità in merito alla posizione di Sebastiano. Io non è che ho puntato subito il dito, ho aspettato che lui prima raccontasse un sacco di fandonie sulla loro vita sentimentale, diceva idillio, per capirci. E io sapevo benissimo, e lui anche, che non era vero. Già da tanti anni l'idillio era scomparso. Subito dopo, pochi giorni dopo, ho detto io ho un alibi perfetto. E a che cavolo ti serve un alibi perfetto? Tua moglie è appena scomparsa, potrebbe tornare domani o dopodomani, poteva essere riparata come pensavamo con suo fratello da un'amica o da una cugina per andare via da casa e amen. Per capirci, lui ha un alibi perfetto. Per cosa serve un alibi perfetto 4 giorni dopo? Per capirci. E subito dopo ha sbandierato il fatto che era andato a provare la GoPro ed è stato provato proprio che la GoPro quella è stata manipolata, per cui anche quello è un alibi che se n'è andato. E per cui non viene da solo, insomma, questo qua racconta un sacco di fandonie, compreso tutto, che non dicendo una parola di vero sotto potrebbe esserci qualcosa. Sebastiano, non si è mai capito a cosa ti servisse un alibi perfetto finché Liliana era semplicemente scomparsa. Ma guarda, intanto a che titolo parla questo signore? Io torno sempre lì. Cioè, lui dice questa storia d'amore, è importante questo, perché parliamo di una persona che non ha dimostrato ancora a nessuno, e nessuno lo sa, di questa storia. Parliamo di una frequentazione. E lui evidentemente si è messo in testa questa cosa e Liliana probabilmente non ha accettato. Ci dica esattamente quello che si sono detti in quella 16 minuti. Questo è importante. Però Lui non calma, ha titolo Claudio. di farmi queste osservazioni. Ma è uno Ci sono cose che le pensa lui. Cioè, ogni settimana si inventa qualcosa, ma cerchiamo. È Serpin che si inventa le cose, quindi tu non hai mai detto di avere un alibi perfetto. Non lo so, ma parliamo di una situazione. Quando è sparita mia moglie, cioè io ero nel panico più totale. Si è vista anche in questa registrazione. Cioè, cerchiamo di esimarsi. Adesso è diverso. Non hai detto nella denuncia che i documenti di Liliana erano in una borsa che era in bella vista prendo l'armadio, eppure tu che cercavi i soldi avresti sicuramente dovuto trovare quei documenti. Io non lo sapevo. Chi lo sapeva? La polizia quando è venuta, io non sono andato a vedere nelle borse. No. Io i documenti non li ho visti. Io non li ho visti in casa, i documenti. E per me Liliana era uscita con i documenti. Liliana può essere stata uccisa per soldi? Cosa parla sto signore, cavolo? Il denaro in casa si è visto che non Assolutamente. mancava. E lui parla, cosa parla questo signore inventato? Allora, a tutti ha portato da tenergli 20.000 euro da una Ma parte. sono falsità, non è stato dimostrato lui niente di stesso questo. su un divano. Sono falsità. La falsità Dai, cerchiamoci, termina dai, quando per favore. ai primi di Parla per gennaio, quello che sai, non per lui quello sul che ti divano viene di detto. casa sua Ti viene detto questo da dire, basta. È provato da una ripresa televisiva. Ma cosa ripresa televisiva? Ai primi di gennaio lui sul suo divano di casa dice: chi non ha, abbiamo quei 15.000 euro in casa se si vuole fare un viaggio o comprare un biglietto. 15.000 euro. Io in casa liquidi non li ho mai avuti, non so voi. Lui dichiara, quella volta, dichiara che ha 15.000 euro in casa. Subito dopo, in quella stessa settimana, moriva di freddo, non aveva da mangiare, cioè non aveva i soldi per accendere il riscaldamento. Per fortuna che è stato aiutato da un qualcuno che moriva di fame. Allora, che cavolo parliamo? Cioè, di che cosa parliamo? Lui dichiara, di avere 15.000 euro in casa liquidi e probabilmente i liquidi in casa erano molti di più. Allora, cioè, è capace di ricordarsi cosa diceva ad un reporter della RAI
lui sul suo divano di casa, che i 15.000 euro li abbiamo in casa per comprare un biglietto per andare a fare un viaggio. Ma se lui voleva dare da custodire alcune migliaia di euro, 10 diceva a Gabriella, 20 voleva darli a Laura. Laura purtroppo è scomparsa, ma io credo fermamente che Laura non poteva dire una bugia in questo senso. Lui voleva offrire, no, voleva portare 20.000 euro, tirate fuori le riprese, questo è, e io l'ho scoperto guardando la televisione. Cosa parliamo? Stiamo perdendo tempo qua. Bisogna dimostrare determinate cose. Sono delle falsità che sono state messe in evidenza. Io a certe trasmissioni certamente non volevo far vedere che eravamo poveracci. No, io te l'ho detto già l'altra volta. Noi ostentavamo il fatto di avere dei soldi, però in realtà avevamo quello che avevamo. Io cosa ho detto in procura? Ho detto guarda, avevamo 6-7 mila euro massimo, io personalmente ce li avevo. Liliana aveva qualcos'altro, però noi ostentavamo questo fatto di avere dei soldi, ma in realtà il nostro tenore di vita era quello. Cioè non abbiamo comprato una macchina nuova, una moto nuova, una cosa così, cioè sono cose che sono inventati quegli altri, evidentemente la banda degli onesti. Sarai stato pure un poveraccio, però intanto avevi 5 cellulari e una GoPro e poi abbiamo visto anche che ti hanno sequestrato un centinaio di computer. I viaggi che faceva Sebastiano all'estero, e parliamo del famoso viaggio a Romania, Jugoslavia eccetera, potrebbero avere una correlazione con quello che è successo. Lo ha dichiarato anche lui, facevano dei viaggi e in Bosnia e saranno in affari Romania, nostri se facciamo i viaggi, sempre scusa. o in Slovenia o in Slovenia o in Croazia o in Austria, insomma, e io non voglio considerare della loro vita, del loro tenore di vita, non mi interessa proprio niente. Mi allora attengo stai zitto. esclusivamente a quello che lui ha dichiarato, non a quello che Liliana mi ha riferito. Non occorre che lo dica nessuno. Lei mi diceva esclusivamente che non preoccuparti, in casa non mancano i soldi, ci sono tanti lì soldi in casa, parola di Liliana. Dopodiché uno può credere o no. Fin da subito Sebastiano ha assunto dei comportamenti anomali, così, insomma, questo aggettivo l'hanno spesso usato i familiari di Liliana. Ha dato delle versioni sin dai primissimi giorni contraddittorie e soprattutto perché non cercava la moglie. Tant'è che quando gli è stato proposto di andarla a cercare in alcune trasmissioni televisive che si occupavano proprio di scomparsi, lui glissava e si rifiutava di far questo. Ma non solo non cercava la moglie, lui tendeva ad abbassare anche proprio lo stato di allarme, dicendo anche delle bugie, perché lui in quella telefonata che abbiamo sentito in realtà dice che Liliana ha portato con sé i documenti, che la polizia sta controllando tutto, che è tutto sotto controllo, quando invece non è assolutamente vero, ma non lo dico io, lo dicono gli atti di questo procedimento. E se fosse che Sebastiano è solamente un po' stonato? Non possiamo giustificare sempre tutto. Anche in merito ai soldi, non lo dicono soltanto Pino e Laura e anche insomma, i vicini di casa. In realtà c'è proprio un messaggio, ed è contenuto in atti, di un inquirente che risponde a... C'è un malloppo di soldi, c'è un rotolone di soldi, 15-20 mila euro, questo inquirente risponde sì è vero, c'erano ancora tanti soldi, quindi insomma non lo dicono solo gli amici ma ci sono proprio avrebbe viste, perché risponde a un messaggio del tenore di cui ho detto con queste parole: sì è vero, c'erano ancora tanti soldi. Intanto noi ci sentivamo per telefono tutto il mese di dicembre e lei ha chiamato me 14 volte e io a lei 3. Una deve essere idiota a farsi terrorizzare da uno per 16 minuti, gli sbatte giù il telefono se gli dice qualcosa che non va. Primo, questo qua è un discorso. Secondo, il 1° di dicembre e il 7 di dicembre lei è rimasta a casa mia per 6 ore in quelle 2 giornate. 6 ore il primo. Perché nessuno ci chiede cosa abbiamo parlato e detto e fatto in quelle 6 ore, anziché in 16 minuti, che sono niente, dopo che noi non ci vedevamo alcuni giorni?
E non è che magari a un certo punto hai detto a Lilli o dici a Sebastiano della nostra storia o glielo dico io e l'hai ricattata? Mai più, no, era lei che voleva venire via, era lei. Io non serviva che gli dico niente. Noi avevamo deciso di passare assieme, e questa è sacrosanta verità, il weekend 17, 18, 19 di dicembre. Nel ritorno lei si fermava a casa mia e voi dovete chiedere a Sebastiano, che è lì, se lui lo sapeva già o no. Lui lo sapeva già. Sebastiano sapeva già delle intenzioni di Lilli, ok? Questo è, bravi. Sebastiano, vista la velocità a cui sfrecci con la bicicletta, qualcuno ha pensato che tu potessi essere appassionato di Formula 1. Ci sono delle ricerche su uno dei cellulari di Liliana effettivamente inerenti alla Formula 1. Tu eri appassionato di Formula 1? Assolutamente no. Sicuro? Certamente sì. E tra l'altro in quei giorni in cui Covalero non dormiva la notte in attesa dell'ultimo Gran Premio della stagione, tu non hai nemmeno fatto delle ricerche inerenti alla Formula 1 col cellulare di Liliana. Vai. Claudio, Sebastiano, che è un gran combattente, è venuto alla tua gara di tuffi dell'estate scorsa per provocarti. Ha provocato zero. Buca. Non ho capito in che maniera può provocarmi, cioè come. Tu ritieni che Sebastiano in bici ti seguisse quando eri con Liliana? Poteva essere fine novembre, era un martedì. Venivamo via da casa mia, anzi no, lei si doveva trovare con le amiche in Campo San Giacomo. L'ho visto nello specchietto retrovisivo perché lei mi ha detto adesso è passato Sebastiano. Lui non poteva sapere per conto proprio se lei era per esempio al Famila a fare la spesa col fratello e la cognata, come chi? Lei non glielo diceva, lui lo indovinava così, da Basovizza cascava in via Valmaura o a San Giacomo o dove era con le amiche in un bar qualunque di Trieste. Potrebbe anche capitare che io vado in bicicletta da qualche parte e magari loro passano dalla parte opposta. Io non mi sono accorto di questo. Secondo me Lilli è stata privata di forza, contro la sua volontà, diciamolo pure, è stata privata del suo secondo telefono. Ecco, e per questo motivo 2 giorni dopo andava in cerca alla Wind di un telefono finalmente suo. Mi sembra di essere un po' sotto processo qua. Ma comunque ti posso garantire che io i telefoni di Liliana non ho mai toccato. Assolutamente, io avevo i miei, lei aveva i suoi. Avevi la password del telefono di Liliana? Non lo so, io avevo le mie password, lei aveva le sue. Ma come non lo sai? Tu conoscevi la password del telefono di Liliana perché risulterebbe che dopo la scomparsa quel telefono venga ancora usato. Certe cose sapevo, ma magari del computer avevamo dei computer insieme. Quello che dice lui, per favore, dai, lasciamo perdere. È frutto Gli della investigatori sua... dice che la password la conosceva e l'ha sbloccato lui, il cellulare di Liliana però. Assolutamente. In atti c'è scritto questo. Guarda, loro mi hanno chiesto, io ho detto provate questa password. Quindi agli inquirenti ha dato una password a caso e loro hanno indovinato. Perché sapevo io che usava più o meno le stesse. In un colloquio con Covalero lui ci disse che in quei giorni non faceva altro che guardare video su YouTube di Verstappen che aveva vinto il mondiale di Formula 1 e che quello era anche il suo alibi. Forse sei stato tu, Claudio, a fare le ricerche di Formula 1. Io non so di che cosa parliamo, della Formula 1, l'ho sentita parlare pochi giorni fa, adesso è emerso questo discorso. Io ho saputo pochi giorni fa di tutta la sequenza di chiamate, anzi di ricerche che ha fatto Liliana col suo Samsung dal 1° di dicembre al giorno 13, 13 o 12, quello che era. Me l'hanno detto, io ho certi informatori che hanno scoperto che col cellulare di Lilli, col Samsung, sono state fatte ricerche sulla Formula 1. Chissà chi sarà mai questo che ti ha parlato della Formula 1 2 o 3 giorni fa. Grazie Eder, sei forte. Diventa importantissimo a questo punto. Quindi queste ricerche chi le ha fatte? O le ha fatte lei o io sicuramente no. Non mi è mai interessato più di tanto la Formula 1, non tanto da ricercare sul telefono. Sebastiano, per una volta c'è una cosa che sai, seguivi la Formula 1? Cosa che non lo so, io questo non te lo so dire. Sì, lo seguiva. Ci sono delle prove del fatto che Sebastiano seguisse davvero Liliana e Claudio? No, allora, prove tangibili, riscontro, cioè foto, video,
immagini non ci sono, però ci sono appunto prove dichiarative, nel senso c'è anche Sergio, il fratello, che da tempo, da subito dichiara che diverse volte si è trovato, in cui lui era con Liliana da solo, si è trovato Sebastiano sopraggiungere così di soppiatto. Ricorda precisamente 2 volte antecedentemente alla vacanza in Grecia che hanno fatto loro durante il periodo estivo, quindi dice maggio-giugno ero a fare la spesa al supermercato nel rione dove lavoravo con Liliana, mentre caricavamo la spesa in macchina è sopraggiunto così all'improvviso Sebastiano, tant'è che anche Liliana avrebbe detto ma strano, però lì per lì chiaramente non hanno prestato attenzione. Oggi dice forse effettivamente quest'uomo seguiva e controllava mia sorella. La GoPro va bene così o va ricontrollata? A mio avviso merita di essere analizzata con attenzione la GoPro per tanti ordini di ragioni, e tra l'altro ci sono anche diversi fronti, no? Il primo è, per esempio, ecco, la stessa spiegazione che aveva dato Sebastiano sul fatto che stava provando la telecamera nuova, la GoPro nuova. In realtà poi, a quanto abbiamo capito, questi video del giorno dell'alibi sarebbero numero 400 e passa. Quindi anche qui una verifica sui file precedenti, a quando risalgono? Possibile che siano stati fatti così tanti filmati in poco tempo? È una verifica che può andare a favore, così come per esempio sarà importante anche una ricostruzione, non solo l'analisi dei dati all'interno della telecamera, ma una ricostruzione proprio fisica per andare a controllare se quelle discrepanze come orari e come spostamenti e anche come celle compatibili si possono considerare come spiegabili in qualche modo oppure effettivamente sono delle anomalie. C'è ancora tempo per fare dei controlli sulla GoPro. Sappiamo che il cellulare usato in quel momento fu resettato e regalato via da Sebastiano. Dipende da come è stata conservata la copia forense, se è stata fatta. No? Quello che però si può sicuramente ancora fare è la prova pratica. Io mi ricordo, per esempio, nel caso di Garlasco, quando si faceva fatica a capire nell'omicidio di Chiara Poggi i tempi dell'omicidio. Andando nella casa e riprendendo e calcolando esattamente i tempi abbiamo dimostrato che effettivamente ci sono delle compatibilità, come si possono dimostrare delle incompatibilità. Sebastiano, ma questa GoPro è stata controllata? È stata sottoposta dagli inquirenti a tutti gli esami possibili e immaginabili. Diciamo che io la GoPro ce l'avevo forse da un mese, d'intorno, un mese, qualcosa in più. La GoPro non fa solo video, fa anche foto. Io facevo foto, video per provare, ci sono esperimenti, cioè io non conoscevo questa qua, io so usare le mie macchine fotografiche, le mie ottiche, queste cose. Questa qua c'ha un'ottica fissa e di conseguenza devi adattare. Torniamo al mondo delle corse, ma tu la domenica guardavi la Formula 1? No, io ascoltavo la radio. Ma allora chi le fa queste ricerche sulla Formula 1? Anche perché voi la domenica non credo che eravate a casa. Ma a casa quasi mai. Ricapitoliamo, ci sono ricerche sulla Formula 1, ma tu e Liliana non guardate la Formula 1. A questo punto l'unica spiegazione è che dietro queste ricerche ci sia qualche richiesta di Fulvio. Cioè i telefoni erano di Liliana, io non ho mai toccato. Lei non è andata da nessuna parte, lei non si poteva suicidare, non poteva suicidarsi col futuro che noi avevamo davanti, va bene? Chi parla di suicidio è in malafede e poco intelligente, perché deve essere dimostrato come una persona qualunque, non Liliana, in quel posto possa andare a suicidarsi in quella maniera. Poi se è rimasta lì 20 giorni bisogna spiegare come non aveva addosso un segno 1 di cinghiali che c'erano lì in Georgia. Era impossibile. Eppure qualche fenomeno sostiene che le donne fingano bene. Fingono non di suicidarsi. Lei poteva essere eliminata perché voleva andare via da casa. Questo può essere. Lei voleva andarsene via da quella casa. Voleva venire ad abitare con me dopo il 20 dicembre. E non esiste un suicidio. No. Non esiste suicidio. Lei non poteva suicidarsi. Lei è stata eliminata il 14 dicembre e riapparsa il 5 gennaio. Eppure tutti parlano male di Sebastiano, ma nessuno dice che lui è violento. A te Liliana ha mai detto che aveva paura di lui? Paura no. Però che lei fosse ormai da tanti anni staccata da quel matrimonio me lo diceva continuamente. Lui dovrebbe saperlo. Io dico che Sebastiano non poteva non sapere delle intenzioni di Lilli, punto.
Tu e Sebastiano siete ormai i due personaggi più famosi del Friuli Venezia Giulia. Cosa ruberesti a Sebastiano per essere ancora più famoso di lui? Niente, l'unica qualità che gli dono è quella di affilare i coltelli. Rimango un po' così. No, io dico una cosa, Claudio, te lo dico veramente col cuore. Evidentemente tu non hai capito, Liliana, se fosse lassù, cioè tu evidentemente non hai capito cosa voleva Liliana. Lei diceva vado a aiutare quel vecchietto. Lei è venuta per darti una mano, per starti vicino. Io adesso non so cosa tu possa aver immaginato nella tua testa, però credimi, Liliana era libera di fare quello che voleva, non era una scema, era una persona intelligente, sapeva quello che... Ed era persino innamorata di te? Certamente sì. No, non lo amava per niente, non poteva amarlo parlando come che parlava con me. No? Dove siamo arrivati, guarda. Ed era innamorata di te? Sicurissimamente sì, me lo ha confessato un sacco di volte e io ho cambiato espressione nei suoi confronti dopo il 25 ottobre. Fino a là per me Liliana era stata la ragazza di 40 anni prima. Dal 25 ottobre che lei mi ha ricordato come ci siamo conosciuti e come dopo per la primissima volta abbiamo fatto l'amore, me lo ha ricordato lei, io nei suoi confronti ho cambiato tutto e da lì è partita in noi l'intenzione di convivere lascialo parlare. dopo Adesso lui sta il dicendo le sue 16 cose. dicembre. Non posso ascoltare, Allora, non posso ascoltare. Allora, io ci credo- vergogni! La verità. Ci vergogni! Parlo così perché so che Sebastiano sapeva tutto di noi. Ripetiamo una cosa detta tanto tempo fa. Perché tua figlia non poteva mai aver visto Liliana nei martedì in cui lei veniva da te? Mia figlia non poteva aver visto Liliana mai perché anche oggi è andata al lavoro alle 8:15 via da casa, come tutte le mattine, e rientra sempre dopo le 16. Quello è il suo lavoro di mia figlia, per cui non ha mai potuto vedere Lilli. Fulvio, puoi raccontarci ancora una delle tue storie? 16 dicembre 2021. Sto rientrando verso casa in bus e in quel momento il bus si era fermato davanti alla scuola che avevo frequentato da bambino, la scuola elementare. Ho dato un'ultima occhiata al telefono prima della fermata dove avrei dovuto scendere e vedo la notizia che Liliana era scomparsa. Ho provato la stessa sensazione di quando appunto è giunta la notizia dell'attentato a Kennedy. Cioè tutto si è fermato, come se fosse una fotografia che poi ho rivisto 1000 volte, no? In un caso e anche nell'altro. E sulle prime ho pensato chi è questo scemo che gioca con notizie di questo genere. Poi purtroppo ci ho creduto, con difficoltà sicuramente, ma ci ho creduto. Questa notizia per me era incomprensibile, era qualcosa di impossibile che fosse successo, no? E per cui ho cominciato a pensare cosa poteva essere successo, no? Ma ero sconvolto, francamente ancora adesso non riesco a capire chi, come e perché poi ha messo in atto, è stato responsabile più che altro della morte di Liliana. Comunque era il giovedì 16 e il primo pensiero che mi è venuto in mente nelle ore successive, anche il venerdì per esempio, di provare a fare il numero di Liliana e vedere che risultato dava. Se risultava il telefono spento, era probabile che dopo 2 o 3 giorni che erano trascorsi la batteria si fosse scaricata e lei non fosse in grado di ricaricarla. Poteva suonare libero
quindi la telefonata a Liliana, la mia chiamata a Liliana arrivava e lì avrebbe potuto scegliere se rispondermi o meno. Era un tentativo che andava fatto, ci ho pensato e ripensato e poi alla fine, al sabato 18 verso il tardo pomeriggio, mi sono deciso di comporre il numero di Liliana per vedere cosa succedeva. E là è successo che mi ha risposto Sebastiano. Al suo pronto io ho detto ciao Sebastiano, sono Fulvio Covalero. Lui non ha battuto ciglio, evidentemente sul telefono di Liliana era comparso il mio nome, forse anche il cognome, se aveva ritenuto di salvare anche il mio cognome. E lui non è rimasto sorpreso, no? Non ha detto chi, ma faceva così, non capendo chi era al telefono. E lì abbiamo iniziato una chiacchierata, no? Io gli ho chiesto se avevano fatto qualche baruffa il lunedì, indifferente, no, assolutamente. Gli ho chiesto se era possibile che lei si fosse andata in carcere da sola, cosa che io, conoscendola, la escludevo, ma alla mia domanda lui mi ha risposto no, assolutamente no. E gli ho chiesto se negli ultimi tempi aveva fatto qualche visita specialistica da cui avrebbe potuto avere una risposta in qualche maniera nefasta, no? No, nemmeno questo. E non si capiva, no? Non trovavo motivo per cui Liliana poteva essersi allontanata volontariamente, non c'era. E in quella telefonata, che è durata poco più di mezz'ora, Sebastiano, parlando di Liliana, diceva, Liliana diceva, Liliana faceva, Liliana pensava, con un modo di dire che mi sembrava che comunque lui sapesse che Liliana non ci fosse più. E questo difatti anche gliel'ho detto, ma Sebastiano, guarda che tu parli come se tu sapessi che Liliana non c'è più. E non mi ricordo cosa mi ha risposto, ma non so se... comunque questo mi ha molto colpito, al punto che poi ho chiesto, io non avevo nessun titolo per andare in via Verrocchio e parlare con gli altri inquilini di quella casa, ma avevo chiesto a un giornalista se poteva chiedere ai condomini di quella palazzina se avevano sentito il lunedì sera rientrare Sebastiano, ma anche Liliana. Avevo chiesto se avevano sentito, che chiedesse se avevano sentito entrambi in casa quella sera, poi che chiedesse se avevano visto andare via assieme quella mattina, o perlomeno se avevano visto Liliana uscire quella mattina di martedì 14. Ma dopo non ho avuto risposta. E quindi sulle prime avevo ben motivo di pensare, di sospettare perlomeno, che da questa sparizione di Liliana, che ormai era diventata acclarata, perché comunque erano passati tanti giorni e di lei non c'era notizia, non c'era traccia, e comunque mi è rimasto l'idea, il sospetto che Liliana, sulle prime pensavo appunto che Liliana non fosse nemmeno rientrata a casa quel lunedì sera, e che insomma era abbastanza preoccupante. Quello che poi mi ha fatto allentare un po' i sospetti su Sebastiano è stata la comparsa immediata di quel gruppo di persone che viene definito da tempo, no, la banda degli onesti, che da subito hanno cercato di creare sospetti su Sebastiano. Un gruppo di persone che non era formato in precedenza, che si era formato
diciamo dal momento della scomparsa di Liliana. Persone che non si conoscevano tra loro, qualcuno conosceva un altro, però diciamo che non c'era motivo, e anche la comparsa di Claudio Sterpin, che si autoproclama amante, ma non mi pare, non so se all'inizio lui si proclamava amante. Nel suo dire Liliana andava al martedì ogni tanto a dargli una mano perché era rimasto vedovo e c'era da fare le robe in casa, mette su qualche lavatrice e cerca di stirare un po' di cose e così, ma sulle prime mi pare che la versione fosse questa. Sorprendente, avevo trovato sorprendente il fatto che arriva una persona, dice eccomi qua, io sono un amico di Liliana, viene creduto immediatamente e tutti i discorsi e i tentativi di portare sospetti su Sebastiano venivano fatti assieme e non vedevo come era possibile che si fosse formata questa coalizione molto, molto strana. E cioè non andava bene così, non era logico, non era normale. Comunque premetto che non ho mai smesso di tenere aperta una finestra su un'ipotetica responsabilità di Sebastiano, ma a quel punto come per tutti gli altri. Una convinzione che ho avuto da subito è che quello di Liliana non era un allontanamento volontario. Convinto da sempre e tuttora che se Liliana si fosse allontanata da sola, una volta raggiunta una distanza, chiamiamola di sicurezza, avrebbe chiamato Sebastiano e gli avrebbe detto guarda, ho bisogno di stare un po' da sola, sto bene, appena me la sento ritorno, non ti preoccupare. Di questo sono sempre stato convinto e lo sono tuttora. Questo non è avvenuto, era un pessimo segnale. E da questo è derivata la mia convinzione che Liliana non sarebbe più tornata a casa. La mia convinzione in pratica che Liliana era morta. Io ho sempre parlato di una Liliana morta. In quei 20 giorni e passa, qualche giorno in più, dalla sua scomparsa al suo ritrovamento, sono stati tutti i giorni in cui io aspettavo che venisse fuori la comunicazione che era stato trovato il corpo. Erano da presto iniziate le interviste, le reti televisive che venivano a Trieste per capire, per informare, e va comunque specificato in che modo gli organi di informazione hanno saputo della scomparsa di Liliana, perché comunque di questo non era uscita nessuna notizia. Quello che dicevo in quei 20 giorni, ho continuato a dirlo, ho continuato a martellare, che la mia esigenza primaria era che il corpo di Liliana venisse trovato e gli fosse data una degna sepoltura, che non sopportavo, e questo è un dato che secondo me ha un'estrema importanza, è quello che non sopportavo che fosse buttata da qualche parte, in qualche bosco, in qualche parte, come spazzatura. Su questo mi ha fatto molto riflettere quando poi il corpo è stato trovato in un boschetto, dentro a dei sacchi neri dell'immondizia, quasi a confermare in qualche modo il fatto che si è voluto farla trovare, perché è inutile parlare di suicidio, è una stupidaggine che non sta in piedi. È stata creata in qualche modo una scena che collimasse con quello che io avevo continuato a dire durante quel periodo. Non so per quale motivo, ma anche il luogo del ritrovamento del corpo
credo non sia casuale, perché comunque qualche giorno prima di Natale io avevo scritto su Facebook, è tutto tracciabile, non è che sono invenzioni. Io avevo scritto che sarei andato vicino, attorno alla chiesetta abbandonata ex obitorio dell'ospedale psichiatrico, per vedere se trovavo il corpo. E ho dovuto riflettere molto se andarci veramente o no, perché se, diciamo, malauguratamente l'avrei trovata, come avrei potuto giustificare di averla cercata proprio lì? Ma dovevo farlo e poi magari si sarebbe ragionato sul come e sul perché. Ma primaria era la mia esigenza di trovare il corpo. Ci sono andato, ho comunicato che non ho trovato nulla e la cosa è finita lì. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.